Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it delle ore 13. Mattina di manifestazioni quella di oggi a Varese. In Piazza Repubblica diverse associazioni hanno proposto un presidio di solidarietà con la lotta dei palestinesi contro il regime israeliano e a favore di libertà, giustizia e uguaglianza. Gli aderenti a Varese in Azione si sono invece ritrovati nel sottopassaggio di Via Milano. Andiamo a vedere perché nel servizio di Pasquale Martinoli con immagini di Stefano Benvenu di Agenzia Blitz. Siamo nei sottopassi che collegano Viale Milano e Via Morosini con la zona delle stazioni. Quello che vedete è l'iniziativa che oggi, sabato e domani, domenica, stanno svolgendo questi volontari tesserati di Varese in Azione, e l'iniziativa è quella appunto di riverniciare i sottopassi che sono, come vedete sulle pareti in condizioni di degrado e scritte, riverniciarli di bianco con un messaggio, un obiettivo ben specifico, quello di indurre il comune a cambiare idea sulla chiusura dei sottopassi, quindi mantenerli e riqualificarli. Questo messaggio viene lanciato oggi attraverso questa iniziativa di questa mano di vernice. Avviciniamoci per vedere come stanno operando. Vernice bianca e rullo questa mattina, ma l'indicazione è quella che i sottopassi servono, quindi. Certo, assolutamente servono perché sono vicini alle stazioni, perché collegano la città e perché il passaggio pedonale è solamente uno e spesso è molto affollato. La nostra idea è quella di riqualificarli. E sempre questa mattina sul lungolago della Schiranna, due ciclisti, un uomo di 31 anni e una donna di 29, sono stati urtati da un furgone guidato da un ventenne e sono finiti rovinosamente a terra. Sulle prime sembrava che le loro condizioni potessero essere gravi, invece per fortuna i soccorritori e gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto hanno potuto appurare che i due se la sono cavata con diversi traumi. Sono stati comunque trasportati all'ospedale di Circolo per tutti i controlli del caso. Un'aggressione brutale, compiuta non per necessità economiche, ma solo per spezzare la noia. Ieri i carabinieri di Albizzate hanno arrestato 3 sedicenni di buona famiglia. Tutti e 3 sono accusati di aver sequestrato e rapinato un pendolare di 32 anni l'8 aprile scorso vicino alla stazione. Il giudice ha disposto la detenzione per ciascuno di loro, badando però a farli sistemare in 3 diverse comunità della Lombardia. Il prossimo 20 maggio saranno tutti interrogati. Quel giovedì di inizio aprile il pendolare fu aggredito alle spalle, buttato a terra, picchiato con un manganello e minacciato con un coltello alla gola. Se non ci dai tutto quello che hai, sei morto, gli hanno detto. Terrorizzato da quei ragazzi incappucciati, l'uomo consegnò loro carta di credito, iPhone e il denaro che aveva nel portafogli. In attesa che uno dei malviventi andasse a prelevare 500 euro, fu tenuto in ostaggio dagli altri 2 delinquenti. Dopodiché i 3 si diedero alla fuga e alla loro vittima tramortita non restò che chiedere aiuto. Ma i carabinieri sono riusciti a risalire alla banda, composta da 2 italiani e da un ragazzino di origine africana. Era la bicicletta che uno dei piccoli ospiti di un centro per minori di Saronno aveva ricevuto in dono per la cresima, ma lui, un 41enne arrestato dai carabinieri giovedì sera, non aveva avuto scrupoli e l'aveva rubata. Lo aveva fatto in modo maldestro, quando ancora il sole non era calato e davanti a parecchi testimoni che avevano subito allertato il 112. L'uomo era stato fermato poco dopo, non lontano dalla stazione di Saronno Sud, e ammanettato. Entrato nella struttura di accoglienza scavalcando la recinzione e quindi determinato nel suo intento, ha poi raccontato ieri mattina al giudice la sua versione della vicenda. La bici era appoggiata lì e io non volevo rubarla, ha detto. Dentro di me mi ripetevo non farlo, poi però l'ho presa per non fare 200 metri a piedi per arrivare in stazione. Il giudice l'ha rimandato a casa con obbligo di firma e di dimora, sentenza del processo prevista a fine giugno. A Legnano le 3 giornate di corse a pelo che vengono programmate ogni anno per permettere alle contrade di valutare le condizioni dei cavalli e dei fantini prima del palio sono state ufficialmente sospese. Il motivo è ovvio. Non si ha ancora la certezza che in questo 2021 le 8 sorelle potranno contendersi il crocione al Mari. Le corse a pelo si faranno solo se si farà il palio.
La decisione dovrebbe essere presa settimana prossima, quando si riuniranno i vertici della manifestazione legnanese proprio per stabilire se quest'anno si potrà gareggiare. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!